venne qui. Migliaia di Diego nacquero così, quel nome lo sceglievano i papà, che come lui volettere chiamare. E si te va passando il tempo, ma Diego nunca passa más. Y como sé que pasa el tiempo, ma Diego, Diego está en el corazón. Quando il re del calcio venne qui, la gente era felice come me. L'azzurro dipingeva questa grande città e il 10 era stampato dentro noi. Beati noi con un Napoli così. Ricordo anche mia madre che impazzì. Col semplice folklore vincemmo il tricolore, felici con il Napoli nel cuore. Y si te va passando il tempo, ma Diego nunca passa más. Y como sé que pasa el tiempo, ma Diego, Diego está en el corazón. Ma Diego, Diego está en el corazón. Ma Diego, Diego está en el corazón. Benvenuti all'11ª puntata di Tutti al Maradona. Sono in sostituzione di Franco Buononato per impegni professionali, ma è una puntata un po' particolare perché a noi napoletani c'è rimasto un amaro in bocca che sicuramente è condiviso dallo studio. Bene, io comincerei con presentare gli ospiti. Abbiamo Alessia Moio che non ha bisogno di presentazione, abbiamo Peppe Ricciardi e poi su Peppe bisognerà soffermarci perché fa tante di quelle cose che ce le dirà lui, è l'enciclopedia vivente. E poi alla mia destra abbiamo Annabella Amoretti che poi ci dirà, anche lei c'ha un libro, addirittura un libro, qualcosa da presentare, ne parleremo dopo. Paolo Cuccara, inutile, non ci sono presentazioni, il nostro direttore artistico, nonché intrattenitore, nonché ci ha riportato a Maradona e noi quei sogni ce li possiamo levare un po' dalla mente. Vabbè, ma sognare è sempre una bella cosa, quindi sognare di quei famosi scudetti tricolori, sogniamo. La cosa che mi ha lasciato l'amaro in bocca in questo dopo partita è stata una registrazione di una dichiarazione fatta dal presidente in illo tempore non ora. Dice: tanto che mi cambia se come Ferlaino io porto 2 scudetti a Napoli. Bene, ma non mi cambia nulla a te Presidente, ma cambia a noi napoletani, perché noi viviamo per questa squadra. Noi facciamo qualsiasi cosa, rinunciamo ad impegni di lavoro pur di essere presenti o al campo o in televisione. Quindi cambia a noi. Ma a meno che non intende dire, perché molti non sono pro De Laurentiis, allora potrebbe essere che lui, seppure vincessimo 2 scudetti, fossimo schifati. Allora che cosa mi cambia? No, io su questa polemica con De Laurentiis prenderei un attimo le distanze, perché secondo me il Napoli veniva da una crisi, perché bisogna anche dirlo, noi napoletani siamo i primi a criticare, però bisogna anche dire una cosa, che mettere i soldi, nessun imprenditore napoletano ha tenuto la capacità di voler partecipare. Io mi ricordo le varie cordate fatte e le brutte figure fatte in Italia. Veramente brutte figure. Noi oggi abbiamo una società solida, abbiamo la possibilità di stare tra i primi posti, quindi grazie almeno sotto questo profilo. Però i tifosi dicono sempre, sono esosi nella loro voglia di vincere. Allora dice: noi vogliamo vincere.
Ma non è semplice, questo d'accordo, però fino a oggi il fatto che stiamo sempre in vetta alle classifiche italiane e andiamo a giocare da 10 e più anni in Europa, questo ci dobbiamo accontentare purtroppo. Paolo, parlavamo di calcio, una riflessione. Noi abbiamo anche un contributo che viene dalla regia, perché noi abbiamo Sì, un nostro giovanissimo esperto di calcio, il quale secondo me già generalmente io la faccio un po' attesa perché lo vediamo non nello studio, ma dopo questo risultato spero che non l'abbia presa tanto a male, perché poi è un bravissimo ragazzo. E quindi buonasera a tutti i telespettatori e a tutti i conduttori di Campania Felix. Buonasera, buonasera. Bene, anche questa sera non è una buona sera come da un po' di domenica a questa parte. Altra amarizza, altra delusione per gli azzurri, questa volta contro l'Empoli. Una sconfitta arrivata in un modo indescrivibile, clamoroso e che se più ci si ripensa non lo si crede nella maniera e il modo in cui è arrivata. Un Napoli che fino all'80° era in vantaggio 2-0, si è fatto rimontare 3-2. Pensate un po', dall'Empoli che non vinceva dalla partita appunto dell'andata vinta contro di noi. L'Empoli in tutto ha rifilato 4 gol al Napoli fra andata e ritorno, 1-0 all'andata, 3 gol al Castellani, roba veramente da non so cosa. Io non so veramente neanche, vedete, questa sera sono talmente sono veramente talmente sconvolto e talmente allibito e deluso soprattutto soprattutto indignato per quello che ho visto. Io veramente non so questa squadra, cosa è successo a questa squadra. Io non capisco come è possibile. Spalletti, tu dici di essere un motivatore, ok, ma è possibile che anche tu che motivi cadi nelle partite decisive? Non è possibile. Ecco la Fiorentina hai perso, ecco la Roma hai perso, hai pareggiato, che potevi vincere. Con l'Empoli sei in vantaggio e ti fai rimontare 3-2. Ma com'è possibile? Come lo si spiega questa cosa? Ora non voglio essere duro perché ormai sono da anni che vediamo questo e il pubblico napoletano, i tifosi non meritano questo. Onestamente, più passa il tempo e più credo che questa società, se vuole vincere, deve investire bene sul mercato. Non può ridursi solamente a fare il ritiro a Di Maro, lo spettacolo e tutto. Onestamente, non è accettabile. Poi, partendo da un altro discorso, ci sono giocatori che secondo me devono essere mandati in tribuna e perché non sudano questa maglia, la maglia del Napoli, non la sudano proprio e quindi che pensano solamente a guadagnare e non a giocare. In particolare io mi sono preparato una lista, se permettete, se posso. In particolare sono 5 i giocatori che non vorrei proprio più vedere in questo Napoli, per cortesia. Meret, Zielinski, Fabian, Insigne e Malqui. Meret, ma non c'entra l'errore di oggi, perché l'errore di oggi può capitare, ma è possibile che 2 allenatori di seguito, Gattuso e Spalletti, lo hanno scartato definitivamente? Vuol dire che qualcosa con questo ragazzo non va. A Napoli è stato surclassato, onestamente meglio che se ne va, perché veramente oramai Meret credo sia veramente fuori dai giochi e fuori dai piani del Napoli e vogliono mandare Ospine. Io sono preoccupato dopo l'errore di oggi e non poco, sono veramente severamente preoccupato, fortemente preoccupato. Zielinski non si capisce cosa c'entra nel campo, entra, vaga per il campo, una volta sta qua, una volta sta là, non c'è un punto preciso dove è una cosa assurda. Fabian, ma poi onestamente questi due, Zielinski e Fabian, signori, Zielinski da molto più tempo, Fabian da poco, li abbiamo aspettato in particolare Zielinski lo abbiamo aspettato per anni, ragazzi, non ha mai dato quel salto di qualità, quindi credo che a un certo momento bisogna cambiare. Per carità, mi ha fatto piacere incontrarlo tante volte a Di Maro oppure dove va a tagliare i capelli e tante volte che l'ho incontrato ho scattato la foto, ma
onestamente ha perso quella grinta che aveva prima e è inaccettabile, inaccettabile. Fabian, inguardabile, non c'entra proprio, mezza partita, se sta in forma bene. Il capitano, il vostro capitano, vabbè, minore perché comunque come cosa andrà via, insieme a Mappi che lo reputo il giocatore proprio più scarso in generale, tutta la rosa del Napoli, tutti i giocatori. Per quanto riguarda la sconfitta, veramente assurda, arrivato in una maniera assurda, ma onestamente il Napoli era andato in vantaggio immeritatamente con un gol di Mertens e aveva raddoppiato e lì però potevi approfittarne, invece il crollo nel finale non si è capito più nulla e purtroppo abbiamo buttato lo scudetto anche quest'anno se ne riparla l'anno prossimo. Però concludo con questa frase a Spalletti, perché secondo me è lui che mette ansia a questa squadra, perché a volte anche il vero motivatore può cadere nei momenti decisivi. Lo ha fatto a Roma, lo ha fatto a Milano, lo sta facendo anche a Napoli purtroppo. Spalletti, tu ti reputi il motivatore, ma sai come si dice a Napoli? Chi non tiene coraggio non si cocco che femmina bella. E ho concluso, buona serata, forza Napoli sempre, alla prossima. Bene, allora abbiamo assalto il nostro commentatore giovanissimo ma molto No, tecnico. ma la bellezza che dice anche questa sera non è una buona sera, perché giustamente lui vive tutte le partite, quello va anche allo stadio, è un ragazzo, oltre a fare il cronista, ma è anche un tifosissimo. Allora giustamente già sono 2 partite giocate al Maradona, dice anche questa sera non siamo al meglio. Bene.